252. Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. A voi la linea. E bentornati sulle frequenze di Radio Libertà. Siete collegati con Chilometro Zero, Chilometro Zoom. Lo dovete specificare, può essere Chilometro Zero o Chilometro Zoom. Dimmelo, Antonino, perché ogni volta... Ma veramente l'abbiamo vinto come Chilometro Zoom il premio, comunque. E allora, Chilometro Zoom. Chilometro Zoom. Sono le 17:36, avete appena ascoltato un live di Frank, e i live di Frank erano abbastanza fuori di cabina, scelti sempre dal mitico Antonino Danna. Il prossimo pezzo però te lo do io, perché dobbiamo mettere qualcosa un po' più digeribile per il nostro pubblico, perché Frank è da assaporare ma anche da conoscere. Questo diciamo che è la parte finale di Frank ed è diciamo abbastanza duretto da ascoltare, però si intravede e si sente la genialità di un pezzo che comunque sia solamente a sentire gli stacchi di batteria c'è da far venire la pelle d'oca. Detto questo, bando alle ciance, io sono Lorenzo Viviani, mentre lui, il lato oscuro di Chilometro Zoom, lato oscuro della forza, dello sforzo, della sforza, è lui o non è lui? Curiosamente, se guardate lo schermo, vedete sul lato destro il 1975, guardate che cravattazza che mi sparo io. Mentre invece sul lato sinistro ci sono i giorni nostri. Fate il vostro gioco col cravatta contest, scegliete voi la cravatta. Guardate qua che roba c'è. Guardate quanto è larga questa keeper tie, fondo di magazzino, quota 363, signore e signori. Non aggiungo altro. Amici miei,
ma non dell'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Chilometro Zoom. Io sono Antonino Danna. Vedi come sono andato morbido oggi? Si vede che stiamo uscendo a 6 cilindri. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 977 di oggi, venerdì 11. Sì. Ci siamo, Ci siamo, 11 di aprile 2025, ci siamo, vi diamo anche le coordinate, 340-670-9659 per le vostre zappe, o WhatsApp che dir voglia, anzi 0292947222, se volete dire la vostra per telefono, il telefono è già aperto, ancora radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete tanta bella robina, a cominciare appunto dai Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, passando per le rassegne stampa di Semivarin, le videopillole, gli autodafè di Giulio Cainarca e anche le rassegne stampa di lui, del grandissimo, l'immenso Pier Vittorio Scimia, in onda domani alle 8. Pier Vittorio, ma come è andata a finire? Ma come è andata a finire, Pier Vittorio? Come è andata a finire? Non sono il padre di Liliana. Detto ciò, stiamo male, Lore. Lo sai questo, sì. Sì, se abbiamo iniziato così finiamo male, te lo dico, sì. Sì, malissimo finiamo. Oggi è la giornata buona che viene Giovanni a pigliarci a calci, ho l'impressione. Io sono al terzo momento della giornata, quindi insomma ho un'emicrania e potrei dare incandescenze, ve lo dico. Mamma mia, coraggio. E poi vogliamo salutare ancora una volta la nostra Sveva che con molta pazienza ci permette di arrivare in cima all'antenna e proiettarci fino a voi, quindi buon lavoro anche a te, cara Sveva. È venerdì per tutti. Avete ascoltato Frank Zappa con Approximate del 1974, ma io vorrei chiedere al dottor Viviani, nonché onorevole Viviani, vorrei chiederle, onorevole, ma lei oggi che impegni ha? Dica. Che vai? Dove vai? Niente, allora prima di tutto il cravatta contest non lo facciamo, hai vinto per resa mia, perché io sono cravatta, lo potete molto ben vedere chi ci segue in video, e quei masochisti che ci stanno seguendo in video vedranno che la mia cravatta è una cravatta abbastanza ordinaria, mentre solo te hai il fisico per portare quelle cravatte quindi è impossibile. Vinci tu, non votate per la vittoria di Antonino, ve lo dico già chiaramente. Poi, siamo commossi. Detto questo, oggi è giornata campale, giornata abbastanza impegnativa, perché stamattina giornata del mare, quindi per chi non lo sapeva, sappiatelo, l'11 aprile è stata decretata con legge dello Stato giornata del mare, quindi oggi eravamo con le scuole, perché poi è questa giornata che viene un po' la regia un po' del provveditorati, quindi delle scuole, della Capitaneria di Porto, e quindi eravamo impegnati anche col parco come per fare un po' di educazione ambientale, e devo dire la verità, sono le giornate che mi stancano, mi ossigenano il cervello, perché stai con i bimbi ed è veramente, veramente divertente. Senti, ma che perché ti chiedono i ragazzini? I ragazzini lo sanno che il pesce si pesca, non si trova. Sì, ma i ragazzini, guarda, i ragazzini, a parte che io, devo dire la verità, amo proprio fare queste iniziative con i bimbi, perché sono naturalmente quelli che, rispetto agli adulti, non me ne vogliano quelli che sono sopra i 18 anni, ma i bambini sono proprio, o i ragazzi anche comunque delle superiori, quelli un po' più attenti, che stanno passando magari un'adolescenza meno travagliata, però sono, diciamo, veramente una spugna che assorbono tutto. Io devo dire, anche con le scuole superiori, dove c'era un po' di bullesume, che si dice, un po' più quelle scatenate, sono riuscito anche, diciamo, in situazioni un po' a farli appassionare. Ma bisogna, queste giornate qua sono giornate di esperienza, quindi si fa vedere, si parla di ambiente, si fa vedere i pesci, si fa vedere proprio i pesci. Quindi pensa il bimbo che va lì e vede, non so, la specie ittica, e capisce la differenza fra una cosa e l'altra, gli fai vedere il mimetismo, la cicala, che ad esempio ha la testa da una parte, dall'altra, sembra che sia da un'altra parte, poi gli spieghi le tipologie di pesca artigianale,
quelle più sostenibili, quindi gli fai vedere il tremaglio, li avvolgi insomma intorno al tremaglio, capiscono come si immaglia nella rete, e no, sono belle esperienze, belle perché poi vedi proprio i bimbi appassionati, quindi insomma una bella giornata, sperando che sia rimasto quel semino che io ricordo sempre, ma è rimasto anche a me, di passione, di curiosità, che è quello che poi ti fa nascere insomma tutta la tua voglia di studiare, di informarsi, che è la cosa più bella di tutte, insomma, non fermarsi mai. Almeno questo è stato quello che ho provato io alla loro età. Spero di avere lasciato un piccolino semino, un piccolo seme che aveva fatto un po' di curiosità sulla parte mare. Detto questo, comunque è una giornata interessante, l'11 aprile ricordiamo ai nostri ascoltatori Giornata del Mare, quindi nelle scuole italiane si porta avanti questo progetto, in tante scuole italiane. Naturalmente quelli che risiedono sul mare, nella provincia di Spezia, hanno avuto la fortuna di farla direttamente sul mare, quindi a Spezia, in città, diciamo, nel lungomare, e noi invece eravamo a Levanto, quindi comunque è stata una bellissima giornata. Detto questo, siamo di ritorno anche da un'esperienza abbastanza importante. Ora non so se hai mandato i vocali che avevi registrato e le interviste che avevi registrato. Certo che abbiamo mandato in onda, Ho uomo di avuto anche il grande piacere di avere Sveva allo stand della Liguria, quindi sono stati questi giorni Vinitaly. Non so ancora i risultati, in verità non ho neanche visto la stampa perché poi sono rientrato al Vinitaly, mi sono ributtato nel lavoro, però devo dire è stata una da parte nostra, quindi non so come siano andati i numeri, poi magari dai un'occhiata Antonino. Sembrava, a parer mio, ci fosse un po' meno gente rispetto agli anni scorsi, leggermente, diciamo, a livello di presenze, però devo dire la verità, tanta gente appassionata, tanta gente che ha cercato noi, che ha cercato la Liguria, ha cercato le Cinque Terre, quindi da parer mio, che sono andato, diciamo, col Parco Nazionale proprio allo stand a portare i nostri agricoltori, che sono l'anima del parco, per noi è stata veramente una cosa molto, molto interessante. Mi spiace che non ho visto Antonino Danna al Vinitaly, lo dico chiaramente. Lo so, purtroppo quest'anno, come possiamo dire, quest'anno le stelle non erano allineate positivamente, quindi non mi è stato possibile essere presente, ma all'anno prossimo, insomma, cerchiamo di esserci tutti quanti. Vinitaly 2025 ha chiuso con 97.000 presenze complessive, con un'incidenza degli operatori esteri che sale al 33% del totale. Bene, che sono Sì. quelli che poi servono soprattutto in questo momento. Ma raccontami un po', dazi, non dazi, com'è la situazione? Dazi non... Aggiornami tu. Allora, niente, io vabbè, Non ci capisco più niente, Ant. ma niente, io sono giorni che rido. Mercoledì sera mi sono sentito male in diretta dalle risate perché c'era Antonio Zennaro, e mentre Antonio Zennaro, che è una persona seria, stava spiegando chiaramente tutta la questione dei dazi, è arrivata come una sorta di fulmine a ciel sereno la notizia delle notizie, e cioè che Trump aveva portato i dazi dal 104% contro la Cina al 125%. Quindi io lì già mi stavo sentendo male in diretta dalle risate. L'indomani però la BBC ha informato che la Casa Bianca aveva rifatto i conti e quindi i dazi in realtà non erano al 125%, ma al 145%, perché c'era un pregresso dazio del 20% che non era stato computato. Dopo tutto questo gran casino, Trump pare, grazie a una serie di sollecitazioni da parte di leader politici e da parte anche di una serie di capi di Stato che a quanto pare gli avrebbero telefonato invitandolo a essere più ragionevole, ha detto vabbè, facciamo una cosa, a tutti quanti per adesso 10% di dazio per i prossimi 90 giorni. Ai cinesi lo lasciamo al 145%, così imparano. Prima o poi dovranno venire a patti con noi. Ora io ti posso dire questo, che ti posso dire che la BBC informa che sono i mercati americani hanno aperto i battenti lievemente in calo dopo le fluttuazioni ovviamente negli stock globali dovuta ai dazi di Trump. Il presidente Xi Jinping ha chiesto all'Unione Europea di mettersi dalla parte della Cina in opposizione al bullismo da parte degli Stati Uniti d'America,
dicendo che non ci sono vincitori in una guerra di dazi. Trump dice invece che l'America sta andando veramente bene grazie ai dazi e che sta andando avanti molto velocemente. Il dollaro è caduto al valore più basso dagli ultimi 3 anni e la Deutsche Bank dice che il danno ormai è stato fatto. Dopodiché la BBC si pone la domanda: ma per caso Trump è riuscito a ottenere i 5 obiettivi che si era posto? Vediamo un po'. Per quanto riguarda migliori accordi commerciali, diciamo che lui prima aveva criticato i paesi dicendo che avevano sfruttato gli Stati Uniti d'America, mentre molti dei partner commerciali americani hanno 90 giorni per trovare un accordo prima che arrivino i dazi più alti. La Casa Bianca dice che una serie di leader mondiali hanno già cercato di ottenere abboccamenti per discutere delle concessioni e degli accordi commerciali. Quindi sembrerebbe che questo primo obiettivo Trump l'abbia raggiunto. Obiettivo numero 2, dare una spinta alla industria americana. Per il momento, dice la BBC, è difficile per le aziende fare una previsione su quali saranno i livelli appunto finali dei dazi e quali aziende riceveranno la più ampia protezione da parte del governo. È probabile che le aziende aspetteranno, insomma, che passi questo casino prima di prendere un qualunque impegno o comunque di fare, per esempio, grossi investimenti e così via. Quindi su questo secondo obiettivo possiamo mettere la X, non sappiamo, per il momento tutto fermo. Obiettivo numero 3, lo scontro con la Cina. Al momento, osserva appunto la BBC, è in corso una guerra commerciale con la Cina e Trump già aveva accusato Pechino di aver sfruttato gli Stati Uniti d'America e di essersene avvantaggiata. Anche se questa prova di forza è quello che vuole Trump, cominciare una lotta con la seconda più grande economia al mondo e peraltro con un potere militare non indifferente è una scelta che comporta un grosso rischio. Per cui io direi che anche per quanto riguarda questa cosa qua è tutto da vedere. Aumento degli incassi, quarto obiettivo, aumenti delle entrate, scusate. Se Trump continua appunto con i dazi che ha imposto finora, più tutti quelli che ha aggiunto anche contro la Cina e così via, è vero che incasserà molti più soldi, almeno fino a quando gli americani non passeranno ad avere una maggiore produzione di beni in patria e naturalmente a quel punto le cose dovrebbero andare meglio. Comunque, per il momento sembra fare più soldi, questo è vero. E poi, ultimo obiettivo era quello di abbassare i prezzi per i consumatori americani. Trump ha detto appunto che la sua politica dei dazi aiuterà ad abbassare i prezzi per i consumatori, ma l'opinione tra gli economisti è che invece questi nuovi dazi aumenteranno i prezzi al consumo e quindi i prezzi dei beni che compreranno nei supermarket. Tra l'altro, già che ci siamo, è di ieri la notizia che un pacco da 12 uova negli Stati Uniti d'America, e sappiamo che in America sono grandi consumatori di uova, è arrivata a costare $6,50, quasi 7, che significa circa 5,60 €, 6 euro dei nostri, tanto per cominciare. L'altra cosa, domani esce un mio pezzo, per esempio, su Italia Oggi. L'altra cosa, per esempio, è che sapete che gli americani hanno sta mania di bersi il caffè in quei tazzoni di carta orrendi, no? Perché noi entriamo in un bar, diciamo un caffè, ti danno la tazzina, ti bevi un caffè e te ne vai, no? Ecco appunto, il caffè all'italiana. Loro sapete che fanno quei beveroni, poi vengono in Italia e chiedono anche il cappuccino mentre sono a pranzo. Veramente incivili. Comunque, l'America che pensa è il più Eri molto grande... radical chic quando facevi così, eh? Ma no, è l'America che è il più grande importatore al mondo di caffè. Grazie ai dazi già c'era il problema che era rincarato il costo del caffè, quindi i proprietari di queste caffetteria, coffee shop, tutti sti posti insomma dove vanno e si fanno
il caffè oppure il caffè latte con il caramello, con tutta quella robaccia lì. Ecco, loro avevano messo in conto un incremento del prezzo tra 50 centesimi in più e $1. Ora il rischio è che il prezzo salga da 1 a $2. Anche perché Trump giustamente dice, giustamente, dal suo punto di vista dice, dobbiamo comprare più prodotti americani. Il problema è che per quanto riguarda il caffè c'è solo una piccolissima produzione di una varietà alle Hawaii, che naturalmente non copre il consumo nazionale. Quindi c'era questo servizio della CNN in cui c'era questo proprietario di uno di questi coffee shop a Los Angeles che diceva sostanzialmente "We're just getting screwed", ci stanno fottendo, ve lo traduco direttamente in italiano. Per cui è una situazione non facile, anzi, è una situazione che secondo me nel breve periodo sicuramente causerà danni agli investitori, causerà danni ai consumatori e molto probabilmente genererà un'ondata di inflazione molto forte. Dopodiché, se l'America riuscirà a ricondurre a più miti consigli buona parte delle nazioni, Cina inclusa, allora questo sarà un altro discorso. Perché tra l'altro giorno 17 vi ricordo che la Meloni va a Washington, la proposta è 0-0, cioè 0 dazi noi, 0 dazi loro, creare una sorta di area di interscambio alla pari, che peraltro sarebbe un'area gigantesca, 2 mercati, noi siamo 450 milioni di anime, quelli sono 350, pensate, quasi 1 miliardo di persone che si scambiano beni a dazio zero, questo sarebbe una potenza economica non indifferente o comunque un'area di business non indifferente. Bisogna capire però fino a che punto questo si realizzerà, quali saranno gli effetti su di noi, quali saranno le ricadute, perché Trump è molto chiaro: se volete produrre non esportate più, venite e cominciate a produrre direttamente in America. Ma io sono convinto che alla fine la qualità italiana soffrirà meno di quello che si pensa. Alla fine dei conti, io, guarda, ti dico la verità, non voglio avere paura delle decisioni degli altri, ho paura delle mie decisioni sbagliate, te lo posso dire? Sì, sì. Io non mi fanno più paura io vorrei, guarda, ti faccio guarda, io non so Trump se la zecca, se non la zecca, se è super furbo o come si dice dalle nostre parti, è super avvelinato. Lo vedrai, lo giudicheranno i posteri, come si dice. Sicuramente dirompente, poi ognuno naturalmente trae le sue conclusioni. Io ti dico una cosa, che in Italia, adesso col Savonarola, non te l'ho detto, abbiamo avuto un danno gigantesco, poi Che te è ne parlerò nei successo? prossimi giorni, abbiamo avuto un danno gigantesco. Dobbiamo fare dei lavori, ci credi che un lavoro che io una decina, 15, 20 anni fa avrei fatto 1000 officine, c'era un detto che era famoso, diceva, che è tutto come a Siena. Sì. Perché a Genova trovavi tutto. Io devo fare il giro d'Italia per poter fare un lavoro che trovavo 20.000 officine, trovavo produzioni, trovavo tornitori, trovavo gente che sapeva lavorare. Ci siamo ritrovati senza produzioni, anche noi, e io non credo che un paese possa andare avanti, un paese che fa solamente terziario, che produce servizi, o che è un paese di consumatori. È inutile. È una bella favola che ci hanno raccontato. Quindi poi Trump magari sbaglierà tecnica, sarà troppo forte. Io penso che la sostanza faccia anche forma, e io fossi in Trump, soprattutto da leader mondiale, certi termini, lo dico io qua, non c'entra dentro la libertà, non li utilizzerei, perché ci vuole anche, bisogna essere dirompenti, ma rimanere anche su un certo tipo di eloquio. Però, detto questo, è il mio parere. Forse ci vuole anche delle scosse magari un po' più diciamo così trampiane. Detto questo, però è incontrovertibile che il mondo occidentale sia andato verso una perdita di produzione a favore di posti dove abbiamo delocalizzato, dove magari abbiamo acquistato veramente dei prodotti a più basso consumo, dove le multinazionali hanno guadagnato e straguadagnato, perché sono diventati loro i leader. Perché quelli che parlano tu per tu con i leader mondiali non sono i cittadini, non sono le democrazie, sono Certo. le multinazionali. Perché anche a livello europeo abbiamo visto come gli hobbisti hanno preso perché è lì che hanno fatto veramente i soldi, delocalizzando, arricchendosi. Allora,
Io ti posso dire la verità, un paese si difende, ma non con chiudersi a riccio. L'Italia secondo me non deve chiudersi a riccio, ma deve essere fiera delle proprie produzioni. E sinceramente, come tanti altri paesi, dobbiamo ricominciare a produrre, con sostenibilità e tutto, senza, non è che dobbiamo, però bisogna che riacquistiamo. Io guarda, me ne sono accorto adesso da persona che doveva fare un lavoro che me l'avrebbero fatto negli anni 80-90. È possibile siamo andati così indietro? Negli anni 80-90 mi fossi trovato in un problema di questo tipo, l'avrei risolto in 3 giorni. L'avrei risolto in 3 giorni. Adesso per trovare un'azienda che mi fa questo tipo di lavoro devo girare mezzo paese. Ma quindi alla fine dove l'hai trovato? Ma non è il cappello d'allarme, è la triste verità. E ci siamo arrivati purtroppo pensando che fosse tutto bello. Ah, che bello! Ah, che bello! Sì, sì, Sbagliamoci, guarda, tutto bello. No, non è tutto bello, ragazzi miei. Non è tutto bello, perché un paese deve produrre, deve lavorare. Quindi io penso che l'Italia, se si guarda un po', ma non perché dobbiamo dire che gli italiani sono sempre... Guarda, la cosa di dire che gli italiani sono sempre i numeri uno, a me non mi piace proprio per niente. Anzi, basta appoggiarsi su questo fatto qua, perché sembra che gli imprenditori diciamo sempre armatevi e partite. Invece lo Stato deve essere proprio dietro al mondo delle imprese. Però io penso che se l'Italia si faccia i propri calcoli, ricomincia a capire che deve rimettersi a produrre pesantemente, a lavorare, penso che con quella capacità che abbiamo a livello anche di professionalità, veramente, veramente non abbiamo problemi con nessuno, soprattutto. Ma sai, ci vogliono anche intanto gli investitori e i capitani d'impresa capaci di farlo. Il problema è che noi non abbiamo più, io credo, quello spirito imprenditoriale dell'Italia degli anni 60 che permetteva a uno come Borghi di costruire un gigante come l'Ignis e costruire lavatrici, frigoriferi, tutta quella roba là per l'Italia, fatti in Italia, da cittadini italiani che lavoravano e pagavano le tasse allo Stato italiano. Questo non c'è più, perché oggi se tu provi a fare un'azienda, ti arriva lo Stato, vuole l'autorizzazione, vuole questo, vuole quello. Quanto costa il lavoro? Ma quanto Quanto costa? costa il Posso lavoro? dire la verità, Antonino, sono le 18 e qua chiudiamo e poi ci sentiamo il prossimo venerdì perché non posso essere con voi nella seconda parte che devo scappare. Ma la prima cosa è, hanno spento una fiamma che sembrava non si potesse mai spegnere, che era la voglia di fare di noi italiani. È stata spenta nel tempo perché hanno massacrato veramente questo tipo di volontà. È solo questo. E sta a noi cercare di riprenderci con un po' di orgoglio, ma senza nazionalismi o chiusure. Io penso che bisogna guardare all'esterno con tanta... Però bisogna riboccarsi le maniche. Secondo me questo è il momento che dobbiamo svegliarci da un torpore. Questo sicuramente. Caro saluto a tutti voi. Adesso liberamente col direttore Giovanni Sallusti e noi ci risentiamo il prossimo venerdì. Ciao a tutti. Ciao Lorenzo. Avete ascoltato Chilometro Zero.